Atto decisivo per quanto riguarda il Super Frustino, vi ricordo il ritiro di Barnaba Baba, lo schieramento Elva Jetta, Amazing Justice, Billy Pan, Tyrion, Shell Joyeuse, Can dei Greppi in prima fila, Ziguli dei Greppi, Cesare MG, Crown Stecca in seconda. Come detto Barnaba Baba non è della partita, non partente. Vediamo, i favori sono in chiusura per Shell Joyeuse, Ziguli dei Greppi, Cesare MG molto vicini, macchina che accelera, partiti in questo momento. La velocità iniziale di Elva Jet e Billy Pan. Billy Pan cerca di sorvolare Elva Jet. Partono svelti anche Shell Joyeuse, Can dei Greppi. Poi Shell Joyeuse riesce a rimediare la quarta posizione. Davanti ci sembra Ziguli dei Greppi, mentre deve spendere comunque Billy Pan per superare Elva Jet. 14,2 i primi 200 metri e quarto iniziale che se ne va in 29,7. Billy Pan in vantaggio, Elva Jet in seconda posizione, poi Amazing Justice che anticipa la progressione di Cesare MG che insiste in terza ruota. Cesare insiste, supera Amazing Justice e dopo 600 metri arriva a ridosso di Billy Pan. 45,4 per i 600, con Cesare MG che è al sediolo di Billy Pan. A contatto rimane Elva Jet, poi Amazing Justice, per corsie esterne anche Shell Joyeuse e Ziguli dei Greppi. Cavalli che hanno completato gli 800 in 59,6, in vantaggio è sempre Billy Pan. Cesare MG si impegna all'esterno, chilometro in 1,14,7. Dalla terza pariglia sembra voler spostare Shell Joyeuse, che però non riesce per il momento a venire via. Ci prova Ziguli dei Greppi, costretto in quarta ruota addirittura. Cavalli sulla curva conclusiva, a questo punto Shell Joyeuse anticipa decisamente Ziguli dei Greppi, mentre Cesare MG non sembra più tanto reattivo. Billy Pan allunga, Billy Pan entra in vantaggio addirittura d'arrivo. Billy Pan cerca di mantenere il vantaggio quando siamo a 80 dalla conclusione, finisce a bomba Ziguli dei Greppi. Nel finale Billy Pan, Ziguli dei Greppi e Shell Joyeuse tutti vicini. Andiamo a rivedere con Billy Pan che forse conserva qualcosa, ma è da rivedere perché finisce molto forte Ziguli dei Greppi a centropista. Andiamo a rivedere con in mezzo Shell Joyeuse. Vediamo sul traguardo Billy Pan, qui ancora davanti sul palo. Billy Pan probabilmente riesce a salvarsi da Ziguli dei Greppi e Shell Joyeuse che finiscono nell'ordine. Aspettiamo naturalmente la foto che sicuramente verrà richiesta, ma ci sembra che dalle immagini il numero 3 di Billy Pan, giocatissimo come detto, riesca a salvarsi da Ziguli dei Greppi. Così ci mostra anche il fermo immagine, Billy Pan, Ziguli dei Greppi e Shell Joyeuse molto vicini ma nell'ordine, con Billy Pan e Marcello Di Nicola che vincono con un percorso di testa davvero molto molto pregevole.